Coniugare operazioni agronomiche innovative e sostenibili con l'utilizzo di fertilizzanti rinnovabili e ottimizzare l'efficienza d'uso dei nutrienti già disponibili in azienda, riducendo l'uso dei concimi minerali di sintesi. È questo l'obiettivo di SOS Acque, un progetto realizzato da Centro Ricerche e Produzione Animali, CRPA, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e numerosi partner che operano nel campo della sostenibilità ambientale attraverso la cooperazione dei gruppi operativi. I risultati del progetto sono stati presentati a Piacenza presso il Centro Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente CERZOO. Cosa sono i gruppi operativi? Sono un insieme di persone che si mettono insieme per risolvere un problema dell'azienda agricola attraverso l'innovazione. Oggi ne presenteremo i risultati di uno di questi gruppi operativi, in particolar modo SOS Acque, che si occupa degli aspetti ambientali, e la Regione Emilia-Romagna in questa programmazione ha investito molto in innovazione, per una spesa complessiva di 50 milioni di euro, che ha visto ben 214 gruppi operativi ed SOS Acque è uno di questi. Si tratta di una iniziativa molto importante, perché soltanto attraverso l'innovazione si può raggiungere un effettivo miglioramento sia economico che ambientale delle nostre aziende agricole. Il progetto ha preso il via nel 2020 e sono già disponibili i primi dati. I risultati che vengono presentati oggi sono relativi ad un utilizzo migliore dell'acqua. Siamo all'interno di un obiettivo che è la qualità dell'acqua. Qualità dell'acqua cosa significa? Significa ridurre l'uso di fertilizzanti e di pesticidi per preservare una risorsa fondamentale che è appunto l'acqua in agricoltura. Il gruppo operativo SOS Acque si inserisce all'interno del piano di finanziamento della misura 1611 del PSR Regione Emilia-Romagna. È un gruppo operativo che permette il lavoro contemporaneo dell'Università Cattolica, del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili, nella figura di responsabile scientifico, del CRPA, Centro Ricerche e Produzioni Animali, in qualità di coordinatore, e di 3 aziende agricole sul territorio regionale. CERZOO, il sito che ospita questa visita di campo, questo seminario con visita di campo, e altre 2 aziende agricole, RGR e Leona, site rispettivamente nei comuni di Ferrara e Reggio Emilia. Qual è l'obiettivo del progetto? Il progetto vuole valutare, inserire e validare a livello di campo degli agrosistemi che siano sostenibili, efficienti, resistenti e resilienti al cambiamento climatico. Cosa vuol dire questo? Agrosistemi efficienti significa agrosistemi che siano in grado di convertire ad alta efficienza gli input tecnici, fertilizzanti in primis, e le risorse, utilizzare in maniera razionale ed efficiente le risorse naturali come il suolo e l'acqua. La Focus Area 4B ha proprio questa finalità, quella di preservare la qualità delle acque, quindi minimizzando l'impronta ambientale negativa dell'attività agricola, che è tuttavia necessaria per la produzione di alimenti in un contesto di crescita demografica mondiale.
In particolare il GOI SOS Acque, abbiamo qui la locandina dell'evento alle nostre spalle, vuole combinare pratiche di agricoltura conservativa, quindi la riduzione delle lavorazioni del suolo in un'ottica di risparmio, quindi riduzione dei costi, ma anche di aumento della fertilità del suolo, aumento della sostanza organica, aumento della capacità del suolo di sequestrare l'anidride carbonica in atmosfera, quindi mitigare l'aumento della CO2, che è anche il principale gas climalterante che causa l'effetto serra, l'incremento climatico che stiamo assistendo in questi anni. Dall'altra parte abbiamo tecnologie di gestione dell'acqua e dei fertilizzanti rinnovabili, quindi fertilizzanti a base reflui, a valle di processi di separazione e trattamento, quindi abbiamo il reflue tal quale che viene separato, solido, liquido, il solido può essere impiegato come ammendante per aumentare la fertilità, il liquido come fertilizzante a tutti gli effetti, quindi una buona concentrazione di azoto che possa andare a sostituire parzialmente, se non totalmente, l'utilizzo di concimi chimici di sintesi, quindi la tradizionale urea e il tradizionale nitrato che viene utilizzato per fertilizzare le colture. In particolare all'azienda Cerzò vediamo la combinazione della non lavorazione, quindi non lavoriamo il terreno, semina diretta, utilizzo di cover crop che hanno una funzione importante nel ricircolo dei nutrienti e allo stesso tempo nella riduzione delle fuoriuscite dei nutrienti dell'agrosistema, quindi nell'impronta ambientale negativa dell'attività agricola, e dall'altra parte la subirrigazione, una microirrigazione, quindi un'irrigazione alla gocciolante sotterranea a 45 cm di profondità che permette la localizzazione direttamente all'apparato radicale delle piante di acqua e fertilizzante. Il fertilizzante utilizzato è il solfato ammonico che deriva dallo strippaggio dei reflui, quindi in un'ottica di circolarità dell'agrosistema e per chiudere appunto il ciclo dei nutrienti a livello dell'azienda agricola. Il progetto inizia in primavera 2020, quindi questo è il terzo ciclo culturale che è stato realizzato a livello di campo. I risultati sono già stati parzialmente documentati con articoli di stampo divulgativo sull'Informatore Agrario e le riviste del settore, e i risultati di questo gruppo operativo hanno portato già a una pubblicazione scientifica che è stata pubblicata su un giornale easy peer reviewed, quindi un giornale con impact factor caratteristico della ricerca scientifica. Il gruppo operativo SOS Acque è coordinato dal CRPA di Reggio Emilia, il Centro Ricerca e Produzione Animali. Oltre all'azienda sperimentale Cerzò che visitiamo oggi, partecipano al gruppo operativo altre due realtà agricole, una della provincia di Reggio Emilia, l'azienda RGR di Correggio San Martino in Rio, e la seconda è la società agricola Leona di Codigoro di Ferrara. Presso queste due aziende il fertilizzante rinnovabile che viene impiegato nei siti di sperimentazione è il digestato microfiltrato. Si tratta di digestato che viene trattato da un equipaggiamento innovativo che è un microfiltro, il quale è in grado di escludere tutte le particelle di dimensioni inferiori ai 50 micron. E in questo modo noi otteniamo un microfiltrato che non presenta nessun problema di intasamento per gli impianti irrigui. E quindi presso RGR lo utilizziamo nelle ali gocciolanti che sono state installate in subirrigazione, quindi all'interno del terreno. Mentre all'azienda Leona il microfiltrato lo abbiamo utilizzato in un impianto di tipo Ranger, quindi ad aspersione e di grandi dimensioni. All'interno del gruppo operativo SOS Acque era prevista anche un'attività di tipo formativo. Per questo motivo è stato organizzato nel corso della primavera un viaggio di studio nella regione spagnola della Catalunya,
che ha permesso a 35 agricoltori emiliano-romagnoli di condividere le esperienze spagnole sulla produzione e utilizzo di fertilizzanti rinnovabili derivati dai liquami o dai digestati. Il viaggio è stato condotto alla fine di aprile e da parte degli agricoltori direi c'è stato molto apprezzamento, perché abbiamo potuto vedere davvero delle esperienze abbastanza inconsuete per l'ambito territoriale italiano. Ve ne cito un paio, che sono la essiccazione solare della frazione solida del digestato e ad esempio anche la produzione di un fertilizzante, di un vero e proprio fertilizzante minerale derivato dai liquami suini, che è la K-struvite.